can't manufacture a miracle. The silence was pitiful that day. Love is getting too cynical. Passion's just physical these days. You analyze everyone you meet, but get no sign. Loving kind. Every night you admit defeat, and cry yourself blind. If you can't wake up in the morning, 'cause your bedlight's begin at night. If you're lost, hurt, tired or lonely, can't control it, try as you might. May you find that love never leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful will come your way. The DJ said on the radio, life should be stereo each day. Then the best to cast the unsuitable instead of some kind of beautiful. You just couldn't wait. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul. No, no, no. Forgot the child feeling petrified when they left alone. If you can't wake up in the morning, 'cause your midnight's speaking at night. If you're lost, but tired and lonely, can't control it, try as you might. May you find that love that won't leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, but tired and lonely. Something beautiful from your way. Some kind of beautiful. Some kind of beautiful. Some kind of beautiful. All your friends think you're satisfied, but they can't see your soul. No, no, no. Forgot the time you love petrified when they left alone. If you can't wake up every morning, 'cause your midnight's begun to die. If you're lost, hurt, tired and lonely, can't control it, try as you might. Lay your burden, love that won't leave you. May you find it by the end of the day. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful will come your way. You won't be lost, hurt, tired and lonely. Something beautiful will come your way. E bonsoir ragazzi, Buonasera. bonsoir a tutti. Allora, stasera facciamo una cosina un pochettino
alternativa pop, mettiamola così. Ho trovato una patch di traduzione per Chroma Squad, quindi adesso ci mettiamo e con calma finalmente riusciamo un attimino a dargli uno sguardo. Il gioco è stato tradotto da Wolfgear e ho trovato tramite Google il file per la traduzione, quindi visto che già da un po' che volevo provarlo mi sono detto stasera vediamo un attimino, anche perché c'è l'editor degli episodi, quindi si possono anche creare le proprie puntate. Qui c'è un salvataggio che ho fatto il 4 giugno del 2017, Un paio di anni fa. Beh, un bel po' di anni fa l'ho giocato. 2017, bro, no, 2025. Allora, Ah, ok. stagione 1, episodio 1. Allora, a questo punto facciamo nuovo gioco, facile, interessante, stimolante, eroico. Stimolante, vuoi mettere alla prova le tue abilità tattiche così come le tue scelte per lo studio e le attrezzature. Praticamente non hai paura di ripetere gli episodi. Giusto un po' di stimolante. Allora, c'era una volta in un comune studio televisivo. E non metto la chat e qualcuno ci scrive: oh, col piffero. Oh, il Gialluarto, ecco, vedi, meno male che ho attivato subito la chat. Allora, Super Rangers, questo è un episodio dei Super Rangers, va benissimo. E allora, eccoli qua. Non è Ferretti quello. Sì, lui è il Ferretti della situazione. Allora, salve, dove sono i cattivi? Eccoli qua, a posto. Oggi ero nervosetto per via di Final Fantasy VII Rebirth, non ancora? Niente? Sembrano dei Pokémon visti così, però va bene. Allora, gli effetti li aggiungeremo dopo. Allora, questo è il tutorial. Bello perché io lo trovai, preso, provato il tutorial, bellissimo, dovrò giocarci appena possibile. Sono passati 7 anni, un altro po', vabbè. Allora, richieste del regista: sconfiggi 3 nemici. Allora, a questo punto è un tattico, quindi comunque dobbiamo attaccare. Servitore semplice. Allora, iniziamo ad attaccare lui di qua. E abbiamo sopra l'audience bar, ossia la barra che ci permette di caricare comunque mosse più spettacolari. Ma almeno mi sto giocando delle demo di giochi interessanti come Berserk, ai limiti, qualche altra demo e poi torno sulla demo di Metaphor. La pazienza porta ottimi risultati alcune volte, anche perché alternative non ci sono purtroppo. Però comunque quello è uno dei titoli che di sicuro arriva sul cloud, quindi non ci sono problemi, per fortuna. Allora, lei la mettiamo qui. Turno nemico. Ah, Ne ho dato un bel po' di bot. Aglia. sono un po' boldi. Allora, Un po' boldi. siamo da qui. Ma capito? Nero Ranger, Rosso Ranger. Ok, fatti. Sconfitti 3 nemici, anzi diciamo sconfitti tutti. Questo è l'episodio più bello che abbiamo girato in questa stagione. C'è un po' di casino sul set. Allora, dovete usare il gioco di squadra per lanciare i compagni più lontano. Quindi noi possiamo... Un attimo che arrivano i nemici. Sembra che scendono le scalette. Ma sì, prima o poi arriva, anche perché comunque ci sono ancora Remake Part 1 e Crisis Core. Sì, quindi comunque di cose da fare comunque pure nel frattempo c'è. Allora, quindi se noi andiamo... segui 2 acrobazie di squadra, come si facevano? Se lo clicco qui... Non ricordo come cazzarola si facevano. Ah, gioco di squadra, ecco qua. Combina le azioni tra i membri della squadra.
Usa il gioco di squadra con un personaggio, quindi usalo come trampolino per spostarti ulteriormente o attaccare un bersaglio adiacente. Quindi se noi facciamo così... Ok, escono le caselline in base alla direzione dove può darci un po' di slancio. Quindi se noi facciamo così, ci butta di qua. A questo punto possiamo mettere... Ecco qua. Che sbagliato. Ma forse qualcuno, lo posso dire. In questo caso a lei sì. È stato accerchiato, comunque va benissimo. Aglia. Allora, ragazzi, voi siete un attimino morti perché Nero fa fuori lui. No, due. Fatte, fatte già. Facciamo fuori lui. E facciamo fuori lui. A posto. E fino a qua ci siamo. Con questi giorni mi sono visto il docu di Noclip su Hades in cui fa vedere come lo hanno pensato, il lavoro che avevano nel rilasciarlo. Diciamo che chi vuole rilasciare comunque quel genere di cose nuove, giustamente un po' di paura ce l'ha che poi non prenda bene col pubblico. Allora, esegui un attacco di squadra con 2 membri della squadra. Allora, quindi se ne mettiamo il personaggio qui, attiviamo il gioco di squadra e andiamo ad attaccare questo. L'ho chiamato. Non stato io. Ah, ok. Devi bere. Eh sì, mi passate un bicchiere per favore? No. Quello che... quello. Sì. Ah sì, aspetta, qua. Questo è di Fabio, giusto? Ok. Allora, momento che si è spostata la telecamera. Allora, grazie. Non si è fatto niente. Quindi noi possiamo fare blu qui. Devi bere di più. Quindi una volta posizionati i nemici, attivato il gioco di squadra. No, ma quando è così, sì. Ecco qua, c'è il super capo dei cattivi. Allora. Quindi circondatelo e fate la mossa finale. Oh, no. Va bene, ci sta. Quando parlo mi fa forza la foto. Eh sì, su Super Rangers, per forza. Allora, sconfiggi il mostruoso boss con la mossa finale. Allora, quindi noi mettiamo... Accerchiamo il nemico e gli diamo a tutti un attimo... Penso al centro. No. Penso diagonalmente. Così vicino. Ecco qua. Mossa super ganza. No, sto gioco è simpaticissimo ed è solo l'inizio, questo è solo il tutorial. Noi adesso siamo degli stuntman che stanno girando una puntata dei Super Rangers. E questo ci sta facendo da tutorial per apprendere la parte tattica del gioco. Pure hanno ragione. Si sono rotti un po' i coglioni sti ragazzi. Sì. Perché invece non gestiamo un nostro studio? Grazie a lavorare. Quindi adesso perché non ce ne andiamo e ci apriamo un nostro studio? Allora, facciamolo. Quindi dovremmo creare il nostro studio e creare la nostra saga supereroistica per eccellenza. Noi ci siamo licenziati, arrivederci. Sì, sì, sì. No, assolutamente no. Ah, Project Zomboid. Allora,
parlarono di come avviare un proprio studio per registrare il loro primo episodio. Dopo pochi minuti venne un'idea. Poi escono di strada così. Allora, ok. Quindi loro anche per strada giustamente Sì, sì. fumano. Convinto. Ok, quindi lo zio ha un capannone. Quindi perché no? Non si può dire che non si è piaciuta la macchina. Allora, arrivati al magazzino, tutti si sbalordirono per le sue dimensioni. Allora, lo studio ce l'abbiamo, dai. Abbiamo dove girare. Che culo. È grande, giusto quanto quell'altro. Oh. Che culo. Però c'è qualcosa qui sotto. Macchina dell'immaginazione del computer. No. Questo è qualcosa di molto meglio. Meglio della macchina. Oh no! È tornato Ferretti. Di quelli vestiti. Abbiamo anche il super capo cervellone. A posto. A posto. Fantastico, un'incredibile replica di un dispositivo utilizzato in una serie TV americana di supereroi. Qualcuno collegò il cavo di alimentazione alla macchina, pronunciò ad alta voce il suo messaggio di benvenuto. Il mio nome è Cerbero, questo è un messaggio di prova. Digitate le parole nel display posteriore e le pronuncerò da testo a voce. A posto. Abbiamo risparmiato milioni in effetti grafici, sonori e visivi. Quindi comunque c'è René che sa della nostra scoperta. Attenzione, attenzione. Allora. Anzi. Yashiga. Smarmella. Sì, sì, smarmella. Apri tutto. Allora, quindi dobbiamo un attimo mo capire come i soldi per girare, dove li prendiamo? Punto primo. OnlyFans. Non penso ci sia OnlyFans qua dentro. Allora, Evasione fiscale. ok, già ci hanno fatto un contratto. Vabbè, Chi? qualcuno ci ha fatto un contratto. Ci hanno dato i soldi, eccetera. Allora, nuovo contratto, $1000. Registra la finale, il finale di stagione, dopo aver registrato altri 4 episodi. Il contratto verrà annullato se il numero di fan sarà inferiore a 0. Allora, visto che non ci conosce nessuno, noi firmiamo il contratto. Come lo chiamiamo lo studio? Mi piace My Pink. Prego, Gialluarto e chiunque altro ci sia collegato, suggerite nomi, dite. Dottor Brembo Studios. Cos'è Brembo Studios? Brembo No. Ci vuole qualcosa d'audace. Ci vuole qualcosa di forte. come due sul cazzo. Non penso possa andare bene. Camurocio. Amoroso in company. Camurocio Studios. Mi piace. Bellissimo. Limited. SPA. Limited è più Peaky Blinders. Limited. Limited per il Peaky Blinders, per il Limited è il marchio finale. Ok, penso che così. È una banca. Così penso potrebbe andare bene. Siamo tutti d'accordo? Camumbicio. Pure bello Camumbicio. Ok, allora il nome ce l'abbiamo. Allora, ma adesso dobbiamo scegliere la squadra. Allora, il Ranger rosso è quello di supporto, è il principale. Lui è il tecnico, c'è l'assistente, Non è quello. assalto e scout. Giallo da voi. Più 20 di rigenerazione abilità cure durante il gioco di squadra. Può rigenerare una qualsiasi abilità usata una volta per turno. Più 50% di salute, più 30% d'attacco, più 1 al movimento. Allora, abbiamo da scegliere colore
Abbiamo vari attori o attrici tra cui scegliere e possiamo scegliere l'uomo mucca, l'uomo panda, l'uomo panda. Lui è l'uomo panda. Allora, vediamo prima quali personaggi ci sono. Cazzo. No. Sono gli stessi un pochino ovunque. Allora, a parte che c'è Wesley Stripes. Ah, Wesley. credo... Credo che sia un riferimento. E lui c'ha più 10% di salute e più 30 danno da pistola. Potrebbe essere di prima. Poi, alieno, stipendio 30, quindi dobbiamo anche valutare quanto prendo e quando vogliono di stipendio. Allora, 30, 12, 30, la maggior parte sono 30 e 20. 20 euro il prezzo medio. Quello già è buono. Allora, a questo punto studiamoceli per 40. categoria, per classe. Stavo troppo, anche. Allora, Troppi soldi. Telemelia. Ed è un sostenitore di Kickstarter che è stato inserito poi nel gioco. Posso dire, stai giocando a Vita. difficile. Mm. Però comunque sei ai primi livelli. Secondo me tu puoi spennare un po' più. No, ma allora, io mo sto vedendo ancora i personaggi, ancora devo decidere niente, quindi sto facendo un attimo un'occhiata generale. Allora, l'unico sicuro che metterei... Meno una moneta. Uno gramma Allora, il Ranger nero di base fa più 30% d'attacco. Lui c'ha un altro 30% d'attacco. Super DPS, mi piace, mi piace. Ok, e questo è da tenere in considerazione. Poi recupero, schivata, criticità. Torna con l'altro. Meno 15 d'attacco. O lui che addirittura ha un movimento in più. Attacco con l'armi, pistola. Mi piaceva quello che tirava nei movimenti, ma devi fare più con le acrobazie. Il 70% di danno sta, Pazzesco. Ingrid Johansson, famosa in tutto il mondo. Costa troppo. No? C'è Mr. Beaver. Devi considerare quanta Non- percentuale di VIP per tutto il tempo, bro. È giusto per le soldi. No, lui farà Ma pure un buon prezzo. l'assalto e possiamo comunque mettere un colore a nostra scelta. I colori secondo me possono rimanere così. Quello verde non c'è, il bianco non c'è. 5 persone. Vabbè, ma secondo me più avanti nel gioco poi si possono aggiungere anche altre, con quella comparsa del White Ranger Super più eccetera eccetera. Chissà se puoi fare il team da 7. Allora, facciamo così. Questo lo lasciamo nero e lui penso va bene così. Come lo chiamiamo? Si chiama Mike comunque, non vuole dire come Tyson probabilmente. Questo però è il nome per quanto riguarda proprio i Ranger, quindi è il nome di squadra, Secondo me... il nome da fiction. Fiction... non lo so. Come si chiama? Come quello di John Wick che fa la Blu-ray? Il dei piccioni. Lui è Andrea. Lui è Andrea. L'Andrea. Lui è Andrea. Dai, così, Lui ti prende e ti mena. ok. Il fratello. A posto. E uno l'abbiamo settato. Scout, l'agile acrobata della squadra, un guerriero temerario che porta movimento e grazia nei combattimenti, è specializzato nei movimenti veloci che sorprendono i nemici. Forse l'attacco di risposta dopo che ti attacca. Sposta. Allora, quindi ci servirebbe qualcuno che ha comunque un po' di movimento in più. E un personaggio c'era. O qua c'era lui. Yoshi, vabbè. 30 schiva più 15 salute mech. Ci salute, danno da pistola. Lui c'ha meno un movimento. Ha guadagnato più nella spada. Però lei è Ingrid Johansson. Ah, Ingrid Johansson. Guarda, Sì. Vuole 30, lo so.
Anche perché dobbiamo vedere anche gli altri costi poi, 40. Però quello è forte, cioè, 30% di risposta nemica, non è ci devi schivare nemica. Bene. Ci vuole qualcuno che si muova un po' di più per farci saltare meglio. L'unica scelta è lui. Come lo devo chiamare? Allora, come colore ci sta anche bene. Vabbè, Rio Ci Yo. sta anche bene. Ah, Oishi, delizioso, bello questo gioco di parole Wiaku. Ok, questo come lo possiamo chiamare? Direi. Sì, però poi se fai questo unione del nome che fanno ora è un riferimento a Oishi che vuol dire delizioso. Però si chiama Rio. Si chiama Yo. No, no, io ho scelto io Allora, no, questa ce l'ho sulla punta della lingua ma non mi viene. Allora, qua dobbiamo selezionare il nome, ci manca da fare questi tre qua. Allora, assist, l'elemento più prezioso di tutta la squadra, col suo ottimismo tiene unita la squadra nei momenti più difficili, è specializzato in guarigioni e attacco con l'arco. Più 20% di rigenerazione abilità cura durante il gioco di squadra. Questo è buono, guarda che c'ha 15% di audience. Ragazzo qua, carino. Percentuale, roba percentuale. Allora, ragazzi, so che potrebbe sembrare strano che io dica quello che sto per dire lamentandomi spesso di alcune cose, però ci vuole una ragazza nel team. Vabbè, la quota femminile. Cioè, che cazzo? No, in questo caso ci vuole. Ah no, proprio il 15% di audience non aiuterà nessuno. Ah, un fan guadagnato. Però assist, che c'ha l'assist? Regenerazione abilità pura, vabbè però. Così almeno non può essere fatta fuori facilmente. Figo. Non è male. Lei, ma a posto. Almeno per il 2,50. Ah, quella è bella. E lei la chiamiamo Nikita. Nikita. Mi piace. Mi piace. Nikita. Vai, a posto. Visto che cosa c'è? Il tecnico, il combattente più intraprendente della squadra, è in grado di usare oggetti e armi con un intelletto superiore. È specializzato nel combattimento a lungo raggio attraverso l'esperienza. Può rigenerare una qualsiasi abilità usata una volta per turno. Allora, io ho più un fan guadagnati. Non inizia. Noi dobbiamo iniziare a guadagnare. Allora, al momento non ci caga nessuno, quindi 15%. Sto mettendo qua. no. Questo qua. 15% di audience, cioè questo poi col tempo. Sai come si accumula bello questo? Quello che mi funzionano fissi. Il problema è che fa meno un movimento, lui può usare oggetti e armi, quindi conviene che guadagna più terreno per attaccare. Questo è quello che c'ha questa roba qua. Sì. Che va bene. Sì, però questo c'ha meno un movimento, si muove di meno. Però non è No, c'ha gli oggetti che fanno più male, preferisco non viene col 15%. No, no, no. 15% per... Allora, Cos'era quello? 5 recupero, 8% schivata, 5% criticità. Stella del basket. Posso stare. Lei, perché comunque È buono che non si faccia colpire. sì, e comunque può sparare e può resistere più facilmente anche agli attacchi da lontano. Allora, lei come la chiamiamo? Sì. Io ho KY. Ho la KY. Io. No, ma è fatto bene. Io. Ah, non c'era staccato. No, 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 sembrava staccato, ma no, 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 no. E non greco. Allora, il leader della squadra ha la responsabilità del gruppo e agisce sempre in modo onorevole. Questo ruolo protegge e ispira il resto della squadra. Qua è scritto tutto. Il 2020 non Allora,
50 più 20 con un 15 di risposta. Quindi capiremo se il 50% poi arriva al 70% o il più 20% sul 50%. Si potrebbe farlo quello con meno movimento, perché c'è più vita. Potesse fare tanta utente da fare. Una volta che entra nelle zone un attimino complicate. Tanto sempre deve fare. E lui lo chiamiamo Chiama poi andando. Van Damme. Andammo. Lui è Van Damme. Lui è Van Damme. Mi piace. Vai. A posto. Allora, Nikita, Kaisera, L'ultimo. Van Damme, Andrea, Franco, Franco. Come lo chiama? Come la vuoi chiamare a lui? Lui prima era Oshi, Ah, era rimasto Yoshi lui. altrimenti lo possiamo chiamare Però c'è Andrea. O Andrea Franco, proprio. Per chiamare nel masso americano lo chiamavano. lui è Ruggero. Chiama l'altro, dai. Lui è Ruggero, sì. Va bene. Oppure, vai, proponete. Gianluardo, anche tu. Vorrei vedere il gameplay. Allora, Fare questa cosa. no, è questo mo, se noi non ci impostiamo bene qui e falliamo, è game over, quindi... Allora, la squadra ce l'abbiamo. Più che altro lui, aspetta, ci vuole... Cioè, come si deve chiamare lui? No, Splinter no. C'è pure la cosa. Soldiers. Yen, vai, Sì, sì, mi piace. sì, Yen mi piace. Allora, rosa, blu, rosso, nero, giallo. Secondo me prima A posto. possiamo non farlo. Il primo fight possiamo non Allora. Stai per confermare la configurazione della tua squadra. Non si potrà tornare indietro una volta salvato. Allora, è perciò ci sto perdendo tempo. È perciò ci sto perdendo tempo. Allora, noi abbiamo scelto tutto a posto, tutto fatto. Continua. Allora, abbiamo il menu di produzione. Negozio, quindi possiamo comprare un po' di equipaggiamento. Scarponcini da trekking, guanti da paintball, tuta imbottita, abito comodo. Sì. Allora, poi possiamo e dobbiamo comprare le armi. Sì. C'è un'email, oggetti di scena e così via. Alcuni dei miei articoli hanno anche bonus speciali. Va bene, va bene. Però Allora, quando devi spendere? dobbiamo migliorare lo studio, quindi sì, Non fanno. possiamo attivare vari bonus. Noi invece ci dobbiamo pensare. Ferro devi via. Allora, Si serve, fa. Che quello forte con la. Potrebbe usare microfono, fotocamera, SD. 150 più 10% audience. Ah, mica male. Se riusciamo a completare le richieste del regista. 100 non è male. Però devi capire cose, mazze, spade, e via. Sì. E via. Velocità di creazione più 25. Equipaggiamento, un po' di priorità. Allora, un microfono, io per prendere un attimino meglio il tutto lo prenderei almeno. Perché Ok, costa e si pure può la fare velocità, anche l'upgrade. Sì, sì, meno 10, no, meno ogni 10. 30, ogni 30 di questo. No, questo è a livello successivo, al momento è questo il livello attuale. L'upgrade microfoni a condensatore più 20% audience, quindi al momento mo abbiamo solo il microfono, questo qua l'asticella. Ho capito, vabbè. Solo questo. Dai, scusi tecnica. Allora, possiamo anche dare i nomi a varie cose, quindi ci possiamo sempre pensare. Ecco, la squadra, come si chiamano questi supereroi? Sparaci. Ah, il nome della squadra. Sparaci. Per me ci può fare. Sparaci. Squadra G. No, no, ragazzi, ci vuole un nome più, no, nostro, una cosa Ma più dai, nostra. Poi, dai, ho il pazzo. Hai voluto il nome, ma lo vinci.
Golbat Squad. Però invece di squadra qualche altra cosa. Golbat Team. Team Golbat. Team Golbat. No, No. Team Golbat Oltre a team, non è squadra, non è team. allora, Squad. Power Golbat. così va bene? Vai, Bravo. vai. Power Golbat. Power Ok. Golbat. La trasformazione la chiamiamo Golbat Tentazione. Troppo lungo. Golbat Ice. Golbat. ce l'ho. Sucatizzati. No, la Lui si sucatizza e diventa un è Golbat. sucatizzazione, è troppo lunga pure quello. Sì, perché tu devi fare, capi? Trasformazione, quindi sucatizzazione nel caso, c'ha ragione. È canon. Golbat Sucatizza. Ice. Azione. Sucatizza. Sucatize. È la chiudi in inglese veloce. Sucatizza. Facciamo tanto, poi comunque si possono tornare a cambiare. Dobbiamo Grido di trasformazione. Merda. Schifo questo. Luce, azione, chromatize. No. Sai, mentre si trasformano, In inglese un urlo, hai capito? Ci vuole un urlo prepotente. Aliano! No. Lo so. Per la super terra. Per l'impero. La super terra. No. Per me è per la super terra. E mo di Atsukade. Allora. Grido di trasformazione. No, Ce l'ho. Vai. Ecco, Però, vai. allora, serve innanzitutto la parte iniziale, serve Vai, un colpo. vai. Fammi Dai, butta fuori. Butta fuori. Dico una cosa come Ixi per i giapponesi, a noi un po' anime style. Forza è troppo poco, forza è troppo generico. male, però. Quanto lungo lo puoi scrivere? Fai un po' di fai il testo? Allora, Sì. aspetta. Fai così. È il momento. Mi dico? Modulo palle e pesce. No, quello no, Si può no. mettere. Però non lo posso mettere. Perché per- no? Non c'è, non sono Beh, questi, non facciamola, sono facciamola però in un modo. Ma poi scusami, palle e pesci io intendo palloni e anfibi. Anfibi pesce, cosa? Anfibi pesci. No, vabbè. Secondo me ci sta. Modulazione anfibia. No, vabbè. Modulo sfera fallica. Questo però. Sta per dare un minimo di Però serietà, hai Sfera capito? azzecca molto, serve qualcos'altro. Modulo. Perché Sfera tu dici come palla, però Sfera è troppo. Modulo potenza fallica. Potenza fallica già apprezzo di più. Forza vado Già apprezzo di più. Può Il momento, modulo potenza fallica. Sì, sì, mi piace, vai. stare. Vai. Nome Mecha, di certo non si chiamerà Mecha. No, però dobbiamo fare mo la parte finale. È il momento, modulo potenza fallica. Attiva. No, vabbè, se ne può stare. Pesce. Però ci devi mettere punto Punto esclamativo. Sito Prime. Per fare la sub gratis. No. No. Ah, cazzo, lo fa attivo. Non c'è. Che così sembra che manchi un pezzo alla fine. Punto Tre esclamativo. punti esclamativi. Vai. Tre Tutti i punti esclamativi. Ok. Questo è tutto. Il nome del Mecha, lo zio è facile. È il Golbat Mega, no? Gladiator. Di Gladiator. Così lo vuoi? Devi sempre parlare. Ok. E deve essere a te. Il grido di richiamo del mecha. Yongu. No, immagina. Vabbè, sono frasi standard, La queste mossa qua. finale c'è già qualche. Però vabbè. Allora, ragazzi, un richiamo Mecha. Voi come chiamereste il vostro Megazord? Cioè, i Power Ranger avevano tutto il telefono, prendi, vai, ma vai! Io vieni a me! Allora, aspetta, intanto Vieni- controllo vieni a se sta Mega, andando chiedo. tutto bene. Ok, siamo ancora in live, ok. Ma bisogna capire. Però aspetta, mi sa che chiamano gli Zord che poi fanno il Megazord. Sì. Nel menu principale, sotto il logo del gioco, c'è scritto che è chiaramente ispirato ai Power Ranger, quindi Capì? Anche perché si vedevano i pezzi di Sì, colore diverso, sì, quindi sono... sì.
Come li chiamano i loro mecha? Come li attirano? No, A me grande. Potere del glande a me. No. Una cosa del genere dovrebbe La cosa essere, più capito? corta, a me grande. Aspetta, c'è Gladiator e il robottone. Sì. Grande e il piccolino. No, tutti quanti sono gli Spermiol. Vabbè. A me spermio. A me mio Spermiol, A me perché mio è per ognuno di spermio, loro. Giusto, a me mio spermio. A me, virgola, mio spermio. Se no, no, perché Spermio bot è A troppo. me mio spermiol. Vai. Sembra che più chiari. Ok. Mossa finale spurata. Allora, però la dobbiamo sempre un attimo elaborare per capire. Allora, buttate tutti la Allora. mossa finale, ragazzi. Tutti. Non ce l'ho, Cazzo. non ce l'ho. Pure io. Non ce l'ho proprio. Il fatto è che come è animata la mossa finale, che come- se sapessi... Come quella là che abbiamo visto prima. No, non stavo cercando lo switch. C'è un po' di- Fanno un po' di com'è, fanno mosse di un colpo esplode la Sì, palla. sì, proprio- raggio di luce attorno al nemico. Quindi c'è anche di... Ok. Ogni raggio di luce prende il tuo Power Ranger, scende tipo Isaac. Esame. Esamino. No, non è esamino. Oddio. Esame della prostata. Ci avevo pensato, vai, però... mossa finale... Ah, beh, lo sì. Gran finale, bello fresco. Gran finale bello preso. Una citazione mi piace. Dai. Gran finale, bello, fresco. Ciao, tutto il tema di questo. Ciao. Quando posso... Allora, a posto. Aggiornamento. Sì. Qua è il menu di prima, quindi comunque ci siamo un attimo fatti qualcosina. Allora, ci conviene mettere qualche equipaggiamento a qualcuno. Allora, È meglio. Infatti che indicano? che tu prima selezioni qua e Le poi... braccia fino in fondo. In che senso? È perché è comodo. Questo invece è la tuta imbottita, quindi sei un po' bloccato, capito? Che non finisca cosa. Esatto, ti richiamo a te, a me, Mjolnir. Allora ci conviene al Van Damme, sì, Possono un po'. Vabbè, non sono di solito, però. Questo. allora 2 guanti per fargli dare comunque un paio di botte in più. Perché no, vai. Questa. L'armatura la metterei a chi ha poca survivability. Allora 120, 120, 120, hanno tutti 120 comunque. Allora... Su. Piano i soldi, le pistole. Almeno il primo giro base di difesa va fatto, perché sennò questi ci buttano giù. E mo vediamo un attimo come dobbiamo fare. Costa. Allora, una pistola non è molto, ma aspetta di vedere gli effetti speciali. Pistola giocattolo. Allora, Chi ci aveva l'attacco a distanza? la blu, tecnico. Ti dico, dal menu là, però dove dovrei capirlo? La Ficius è più forte a distanza. Devi ricordarti. Vabbè, A lei lo prendiamo. No, tanto quando si possono switchare pure. Ok, Spadina, no? una spada. Una spadina, no? Per il tank là che sta in mezzo. Per lui, sì. Anche. Andrea Assal. Il tank è russo però. Ok. Allora, gli attori possiamo anche personalizzare la squadra e sbloccargli altre abilità, quindi comunque cresceranno. Non c'è il Power Ranger. No, prima non abbiamo messo il colore. Si potevano selezionare un paio, però secondo me qualcun altro poi entra in squadra durante... Io spero che entri il Verde di solito c'è. Allora, equipaggiare. Abbiamo tutti gli equipaggiamenti. Non c'è. Abbiamo tutto qui. Spazio là. Quindi a questo punto dobbiamo registrare il primo episodio. Al massimo possiamo metterci questi 120, investiamoli, vediamo se c'è qualcosa, una telecamera in più. Toh, dai, almeno. E registriamo. Allora, prima puntata, l'episodio pilota della tua serie. Oggi Kamurocho Studios Limited si occuperà di una nuova minaccia apparsa vicino a un laboratorio scientifico. Audience massima 2800, location magazzino dello zio di Kaishira. Richieste del regista, parte 1 di 2. Esegui 3 acrobazie di squadra, mantieni tutti gli attori al di sopra del 50% di salute. Ma che chi c'era?
È Il uno personaggio che abbiamo Kyo fatto prima. c'era, con la O, Kyo c'era, penso Non 30 c'era, no, volte. bro. E io ho detto 30 volte. E ti ho detto pure controlla Vabbè, prima. Vabbè, No, non ho capito. Vabbè, è così, va vabbè, bene così, va va bene. bene così. Comunque questo è Scatol. Scatol Box. Ok, Scatol. stagione 1, episodio 1. Scatol. Eccoci qua. Questo è il mio pacchetto. Allora, noi stiamo girando il nostro primo episodio adesso, Sì. quindi Ne vinchi andando zitto. Cioè, vabbè. Eh. Tanto tempo fa nasceva un gruppo di eroi. Va bene, va bene. Questi potenti adolescenti sono l'ultima speranza dell'umanità. E il loro primo compito è difendere un laboratorio di scienze da un mostro malvagio. Vabbè. Ok, pronti. muri modesti. Ah, Oh no, scoiattolini. Il green screen. Vabbè. Dal nulla. cazzo, che suona sottoterra. E ne sono un bel po'. Già stava. Allora, esegui 3 acrobazie e tutti al di sopra del 50% di salute. Allora, per fare 3 acrobazie di squadra, Giustamente ci dobbiamo sucatizzare, quindi ci serve del mana, il mana non basta. ottieni più audience per usare sucatizzazione per accedere ad abilità e Vabbè, d'armi. ci sta, quindi dobbiamo Secondo fare. me Quindi movement Ce l'abbiamo poi- proprio qui sotto qua tutto il tempo. Movement Ok. poi va in posizione di supporto. Allora, iniziamo a capire un attimo i personaggi. Allora, lei era signorina agilità. Io direi di mettere lei qua in mezzo, con gioco di squadra, e tutti zompettano e iniziano a dare botte e Avrei patapim. fatto la stessa cosa ma col giallo. Col giallo? Da qua giù? No, Per dove? per mettere funzioni di gioco di squadra. Qua? Adesso che fa troppo i movimenti. Qua? Quelli che hanno meno movimento li saltano tutti. Però lui qua perde troppe caselline. Lui conviene mandarlo un attimo qua e far fuori questo. Qua conviene usare più un altro. Un sacco di gente, no? Che al massimo lo posso mettere qua, ma non c'è guadagno nel salto. No, ma tu non devi pensare al salto, facendo il salto fai attacco migliore. Lo so, perciò voglio fare così. Guarda, aspetta, vi faccio vedere. Allora, tu vai qua, tu fai così. E ci siamo fatti già una mossa di squadra. Poi Figlio di pulla. vai tu non ci arrivi. Poi lo fai. Ok. Noi da qua non facciamo saltare qua, ci guadagniamo già un'altra mossa di squadra. Quanto Più fa? no, Comunque, ci dobbiamo solo sucatizzare. Senti, così già ci siamo tolti sta cosa dalle palle Vabbè. e siamo un pochino più tranquilli. Vai, È il momento. ragazzi, sucatizzatevi. Modulo potenza fallica. no, vero. Super. Allora, abbiamo dei costumi. Certo. Un attimo, va bene. Va bene. Comunque la trasformazione ha Ah, funzionato. non sono pure spostati E proprio. mo adesso abbiamo l'abilità stordisce i servitori e i boss vicini. Si ricarica in 5 turni, quindi al momento sinceramente. Allora, possiamo muovere lui qui e mo adesso tocca ai nemici. Allora, mo un po' di botte. Allora, prima guadagno ho saltato, ma Ok, secondo me neanche non tantissimo. riesco a fare il fatto del 50%. Ottimismo, è ancora all'inizio. Mo la potresti usare la mossa aspetta. Allora. E mezzo. Dai, volendo. Sono tutti nell'area di azione praticamente. No, l'area di azione è solo questa qua, ne Ti puoi sono solo spostare, 2. però, no? No, quello mo faccio. Lo mettere qui. Ti metti là, sì, ne prendi almeno 4 figli. 3. 4. Cosa stordente, Guldo. Ok, ecco, No, questi vabbè. qua siamo a posto per un po'. Poi, se io lei qui Sì, fa- l'attivo, lei c'ha aiuto Ken, pure un alleato. Ok, Capito. Biaccura, va bene. allora. Tu, Sì, 73.
Vedete se possiamo rinominare le mosse e quant'altro, così ci divertiamo un attimo ancora di più, ma secondo me è possibile. Pacca come la versione italiana. Allora, a questo punto... ok. Devo farla mettere qua per dopo in modo tale da fare il gioco di squadra. Lui c'ha spada, attacca con la spada equipaggiata. Senti, io spadone a lui 120 e lo faccio fuori. Ah, muore. Sì, 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 lui muore proprio. Vabbè. A posto, morto. Poi Spada, spada. lui c'ha Ligolazzo. Porta un nemico nel raggio di 4 caselle nella posizione più vicina a te. E c'ha anche lui la spada. Togliamoci questo da mezzo. No. Ah, pezzettino di merda. Spada. Attacca con la pistola. Spari multipli. Bello. Magari muore quello. Pensavo mi facesse vedere la... No, pensavo mi facesse vedere la zona, però così anche va bene. Il Dead Eye l'ha fatto. Allora adesso si sono ripresi. Allora. Tu vai un attimo qua, fai gioco di squadra. Tu... Che dire? Aspetta. Ah. Sì, questo volevo fare. Ma allora. Tu c'hai lo sparo, fai 74-87. Questo qua muore. Che mira. Ok. No, bellissimo. Poi c'è la Zoboy. 87, 87. Visto recentemente, è orribile. Aspetta, possiamo fare così, guarda. Tu vai prima qua. Gioco di squadra. Ok. Tua sorella. Secondo me ce l'ha fatto perdere. Allora, tu devi 51. tu devi finire con il 50%, quindi ora puoi curarlo. Noi devo aspettare che si passano un attimo questi 3 turni. Noi al momento possiamo fare così. Andiamo di qua. Gioco di squadra. Ok. A posto, fatto anche l'altro. A posto. Giusto, giusto. 41, Giusto, giusto. Ragazzi, Ok. il pelo. Oh no. Cosa appare di subdolo? Uno spermo. Oh no, semaforo. Croceviante. Oh no. Power Goal Buzz. Il mio stacco lavorato a bello questo piano. La farò pagare. Ma dopo, praticamente. Va bene. È giustamente la prima puntata questa. Allora, No, sei andato. Mi dissocio. dove è andato? Va bene, e il nemico se n'è andato. Va bene così. Allora, È andato buono come mi sembra. con i potenti mezzi. Io. Sì, sì, La sì. tecnologia. No, ma noi abbiamo i superpoteri. Guarda cosa abbiamo. Che cazzo sta succedendo? Ah, è stato lui a teletrasportarlo. Abbiamo comunque fatto un bel primo episodio. Molto avvincente, colpi di scena. Fatto pazzia. Pensano che sia la chiave per sbloccare il viaggio nel tempo. Attenzione. Oh no, ancora? Ah, non era pronto il teletrasporto, quindi vabbè. Va bene anche così. Vabbè. Allora. Oh no, eccolo. È Scatol. Toro cartonato. Vabbè, Scatol era più. Toro cartonato, dai. No. Servitori. Ok, sono arrivati gli Sgrondel.
Allora, sconfiggi il mostruoso boss con la mossa finale, sconfiggi tutti i servitori prima di attaccare il mostruoso boss, quindi dobbiamo far fuori prima tutti quanti gli altri. Allora, nero, puoi arrivare qui, quindi iniziamo a fare così qua. Giallo qui. E uno ce lo siamo levato dai coglioni. Poi No, ok, a posto. arriva. Aglia. Ok, però ha fatto il counter. Oh no. Ammazzate quei nemici Oh, e no. quelle scatole. Allora, aspetta. Allora. No, perché sennò si attacca questo. Si No, può tu devi staccare battere qua. questo con la mossa finale e poi devi battere prima. Prima di attaccare, di quindi non lo posso attaccare proprio a lui al momento. Allora, però posso fare. Posso fare così, aspetta. Lui lo metto qua. Gioco di squadra. Tantissimo. Doppio attacco e lui è morto. Poi tu vai qui. Stordisci loro. Peggio valga sto movimento, non stai facendo un danno. Fatto. No. Però questo è 53. No, però devo fare più così, aspetta. Iniziamo ad attaccare qua. Comunque che partita, non mi punti, Ok, Su, palla. non fa niente, va bene. Oh no, sgrondel! Per pugno! Minchia di sgrondel! Acciderbi. Scatole. Allora, tu tieniti pronto. Anzi, guarda. Sì, andavo piano a boh. Allora, Fai nero e blu, gioco di squadra, ammazza lo squadrato. Sì, no, nero e... me lo voglio tenere un attimo per lui qua. Quanto c'hanno? Cazzo, giallo è stordita. Giallo è stordito. Allora. Tu devi avere un attimo di cura perché sennò ci sono problemi. No, e a questo punto devo per forza fare quella là. Quindi preferisco fare andare lui qua. Gioco di squadra. Ok. Progetti per il crafting. E a questo punto ci conviene fare così. Spada su di lui. E via. Ma per fargli male. Poi abbiamo fatto lo stand su video non funziona. La mossa finale. Penso che prima lo dobbiamo un attimo indebolire. Penso devi arrivare al massimo dei fan, credo, per farla. Ah sì, è la cosa di prima. È vero. Allora, quindi a questo punto possiamo fare un po' di punti azioni da lontano con lui. Poi direi facciamo 1, Ma sei a 2 milioni. 2. Salgono qui. Che cazzo si fa? Tutti a Aspetta, posto? poi iniziamo a fare così. Non lo so. Fantastico quartetto. Per la giustizia. Mo devi fare la mossa finale. Stucca Mo mamma. devi fare la mossa finale. Allora, aspetta. Finiscilo. Ok. Ricordi come si fa? Lo mettiamo. Lui qua. Ah, Gioco di squadra. vabbè, Già sono tutti in posizione. stupendo. Gioco di squadra. Secondo Gioco me di squadra. per attacco normale. Gioco di squadra. No, involva. Gioco di squadra. Imparalo con tutti? Come? Sì, gioco di squadra, gioco di squadra. Gran finale bello fresco. Vai!
Va, che animazione. Quanto si è fatto? Non ci credo. Come non conclusiva? L'abbiamo sconfitto. Ma che cazzo di puntata stavano... Non è morto. C'ha 4 HP. Rifagli la bro. La dobbiamo rifarlo. Però Nero è stordito. Cura il verde, cura il giallo. non ci vogliono due turni. Fai scappare il giallo. Non fare il gioco di squadra, non fare niente. Fai scappare il giallo. Aspetta, li allontano un poco. Bravo, di poco. Tanto uno subì e punta. Basta che subì il giallo. Allora, giallo, tu vai un attimo qua giù. Esatto, finisci il turno e fai bene la botta a lui. No, non fa niente. No, faccio solo così. Che non posso farlo saltare, capi? Quindi qualcosa devo fare. Ok. Lo giallo. No, fermo, blu, fermo. Allora, tu vai qua. E fai gioco di squadra. Il nero non ci è arrivato tutto. Aspetta, Non lo puoi fare. aspetta. Fammi provare. Aspetta. Fermi. Non fa gioco di squadra almeno. Fermi. No, fanno fantastico quartetto. No. Va bene. Aspetta. Ok. Una via la stessa, e te devi andare alla fine. Scusa, Vai, gran finale bello fresco. come hai fatto a fare 258 col quartetto? Oi, Tiger, bonsoir. No. Adesso sei morto, fatti tutti e due gli obiettivi. A postissimo. Quindi tanti bonus. Sono stato riciclato. Sì, con uno dei suoi 84 nickname. Il seguito nella prossima puntata. Allora, abbiamo preso del nastro adesivo, del cotone, della plastilina. Ok, abbiamo incassato qualcosa. Stiamo ricevendo anche dei commenti piuttosto positivi. Wow, la prima volta che ho visto quella mossa finale, è troppo bello. Abbiamo fatto 129 fan e abbiamo guadagnato 1208 dollari. Non male. Bricolage. Ecco. Trasforma i materiali in nuove attrezzature, equipaggiamento e oggetti. C'è il casco secchio, Fortissimo questo. i guanti decorati, l'abito fatto in casa, stivali finti, spada di cartone e pistola d'argilla. Abbiamo qui materiali, riciclare, possiamo riciclare varie cose, acquista pacchetti, possiamo anche acquistare dei pacchetti già con i materiali. Allora, io volevo vedere più che altro... Sì, facci modificare i nomi delle mosse, dai. Allora, a parte che c'è un'email. Viva la giustizia. Ciao Power Goldbats da Edward Ornodorf. Il mio nome è Edward e sono un grande fan del vostro programma. È sempre il momento clou della settimana quando mi siedo con mia figlia Arianna e guardo il vostro spettacolo. Ariana, le vostre avventure e le storie che raccontate ci entusiasmano e lei ama soprattutto il divertimento e l'azione esagerata. Non vi dico quante volte mi ha travolto urlando il nome delle sue mosse preferite, insistendo sul fatto che io sono il mostro che voi state combattendo. A entrambi piace lo spettacolo e condividere la mia passione con mia figlia passando del tempo con lei è fantastico. So che riceverà una risposta da voi. So che ricevere una risposta da voi la renderebbe veramente felice. Grazie per aver letto e non smettete mai di combattere. Possiamo inviare una foto firmata o inviare solo un'immagine? Inviamo un autografo, dai. Foto firmata. Allora, fatto. I fan sono aumentati più 20. Ok. Allora, a questo punto potremmo pensare di comprare qualche altra cosa, visto i soldi che abbiamo fatto. Allora, il nostro Red non c'ha comunque difesa.
comunque c'ha la vita. Perché no? Questo punto così, gli altri già ce l'hanno. Voglio di scarpe? Tutti quanti? Giretto di scarpe? Di scarpe totale? Perché no? Alla fine 2,50 ti faccio tutto qui. Ok, c'hanno tutti quanti le scarpe. Quindi, Mancano i guanti e a questo punto, perché no? perché no? Le spade a tutti a quel punto direi. Lui già è messo bene, tu così e tu così. Mo' Poi, un'altra spada e vi resto tutto quanto dello studio. allora, Quindi chi c'ha la mazzata? spada. La potremmo comunque mettere un pochino a tutti, Che noi comunque Il resto di come spendono il blu è più per gli attacchi con arma da fuoco, quindi fa più male, però anche gli altri possono avere o la spada o la pistola, volendo. Però secondo me ora il resto si spendono nello studio, perché lo studio c'è i pagare No, almeno un'altra spada per sicurezza da vicino. Una sì, però secondo me il resto sì. A lei. Allora, a sto punto spendiamo un attimo per il negozio, per lo studio. Allora, banco da lavoro, velocità di creazione, partnership, negozio e poi c'è lo studio più grosso, ma ci dobbiamo arrivare qua. Allora, questo non si può migliorare. 300 per migliorare il microfono. Più 20% audience. Io direi 150 in modo tale che da adesso prendono tutti il 10% di punti energia in più. 150 non è male. Ok. Al momento non stiamo facendo crafting, quindi non ci interessa. Partnership con il negozio. Non abbiamo soldi. E questo ci dobbiamo arrivare. Allora, qua non possiamo fare altro. Gli attori non abbiamo ancora punti abilità, richiede stagione 2. Picolacci. Picolacci sono gli oggetti che potremmo pensare di craftare. Possiamo fare dei guanti. Abbiamo appena preso tutti quanti a tutti fatti la partita. Iniziamo a fare, magari ci sblocca comunque qualcosa. Percentuale. Poi craftiamo meglio. Lui, gli stivali fanno salire un pochettino l'attacco critico alla fine. Però almeno già abbiamo iniziato a fare qualcosa. Allora, a questo punto c'è da fare il nuovo episodio. Però possiamo scegliere quale fare. Allora, una storia alla Vulcan. In questo episodio un innocente spettatore verrà rapito dai mostri malvagi. Ma questa vittima sarà un ragazzo o una ragazza? Inoltre ci saranno problemi di lavanderia. Giusto. Kamurocho Studios Limited ha una discussione con uno stuntman che non vuole usare il costume giusto, ma deve comunque registrare l'episodio. Barili e rotolamenti. Alieno grasso. L'alieno grasso terrorizza la città e Cerebro manda Power Goldbats ad affrontare questa minaccia, ma qualcuno ha un appuntamento dal dentista. Ospite speciale sul set. C'è un ospite speciale qui. Esegui un attacco di squadra con 3 membri della squadra. Sconfiggi tutti i mangiabriciole deboli in 4 turni. Tosto. Vediamo un attimo qual è l'ospite speciale a questo punto. Quindi c'è un... Potrebbe? No, non credo. Va bene. Che giustamente lui deve andare dal dentista. Mandammo. Mandammo, sì. No, ragazzi. Eccolo qua. Ah, si è teletrasportato per sbaglio, va bene. Scusami.
Quanti cazzo ne siete? Perdonatemi. Non è il mezzo di trasporto di schermo. Quanti cazzo sono? Allora, esegui un attacco di squadra con 3 membri, sconfiggi tutti i mangiabriciole. Fai su. Attacco a 3 deve essere contro questo. Sì, contro una cosa. Ci ammazza la gente, bro. Allora, Un bel attacco ad aria, un bel multi-attacco. no, al momento mi devo sucatizzare. Mettere più pistole. Allora, al momento la cosa che posso fare è così. Gioco di squadra. Iniziamo a togliere uno da qui. Poi facciamo la stessa cosa di qua. Ok. Culo? Chi c'è in mano? Culo? Culo? No. Sì. Ah, Ok, però uno è morto. Culo? Culo? Possiamo sucatizzarci. Suca! Momento, modulo potenza fallica. no. Non può fare. Lo faccio io. Allora, però lei può andare, lui può andare qui in mezzo e stordire tutti questi Bel qua. multi-attacco di pistola. Così per un turno stiamo un attimo tranquilli. Bel tutto. Eh sì, e poi faccio pure quello là. Però nel dubbio iniziamo a bloccare questi qua e siamo un attimino più tranquilli. Poi multi-attacco. Lei avvicina a gli altri. Prenderebbe di qua. Quindi mi conviene fare, Senza aspetta. spostarti per attaccare, Non si riesce a pigliare lui, no. Stavo meglio. Ok. Stavo meglio. Diciamo che lei potrebbe ancora attaccare, quindi ok. A questo punto È la spada che fare quando arriva, subito. L'armi ad aria stanno brutto. ok. Si aspettano grossi combattimenti questi giochi. Ma quindi questo è il gol battopoli? Possibile. Questa qua bisogna essere solo vicino. Quindi andiamo qua e ci togliamo un altro da mezzo. No, No. aspetta, invece sì. Poi con sto sparo avete un attimino Ma rotto non già i coglioni. sono tutti compresi quelli che sparano. Allora, i mangiabriciole sono questi 3 qua. Quindi questi 3 qua in un turno dovrebbero morire. È impossibile. Penso che mangia più fossero i gatti. I gatti come si chiamano? Rompighiande, che sono gatti, scoiattolini. Come presente. Si può resettare? No. Elimina episodio, cosa fa? Sì, ne presente. Vedo uscire di Lo possiamo rifare? Ok, a posto, a posto. Pensavo che fossero gli altri, altrimenti avrei spinto Allora. verso quelli. Allora subito devi fare l'attacco con i 3 e levarti subito il primo mangiabriciole di mezzo. Anzi, lo devi fare per 3 turni di fila. Ok, passiamo avanti. Per 3 turni devi ammazzare. Entro 4 turni dobbiamo far fuori questi 1, 2 e 3. Riesci a mettergli subito 3 persone che gli fanno l'attacco a fare 2 giochi di squadra. Allora, Magari se Andrea si mette a trampolino davanti agli amici, metti a mettere Andrea davanti faccio mettere lei qua così questi 3 qua possono saltare di Andrea qua. salta poco, Andrea salta poco. Perciò ti dico, se Andrea si mette come trampolino, gli altri che c'hanno più movement fanno il salto e vanno a farsi l'attacco triplo di coppia, triplo di squadra. Quindi metto lui qua. Magari più al centro, perché comunque devono arrivare Allora. ad Andrea, devono arrivarci. Esatto. Allora, Esatto, noi ci mettiamo qua. mi piace. Poi Gioco di squadra. Fallo voi. Mettilo. Uno, Mettilo lontano. lo mettiamo di qua. Mettilo lontano. No, non così lontano. Mettilo là giù, vicino alla russia. Vicino alla russia. Qui? No, c'è un qua. Ok.
Ma l'ultimo. Esatto. No, Qua. la facevo. Vabbè, io non sapevo comunque. Ok, vabbè, comunque stiamo iniziando a vedere adesso per le misure. Facciamo 1, Perché capito? Se non clicchi non facciamo 2 a vedere le caselle per terra. Se non... e attacchiamo. Ah, Ok, e lui è morto. ecco. A questo punto, visto che tu comunque sei ancora attivo, Perché no? Anche allora, a se- parte che possiamo socratizzarci, quindi Mm. sono tornati indietro, però vabbè. La focalizzazione Vabbè. avviene al personaggio che l'attiva, questa è... Va bene. La satura, in verità. Vabbè, andiamo su queste cose, però. A questo punto, aspetta, facciamo così qua. Siamo a toglierci anche uno di questi qua da mezzo. Siamo un po' più tranquilli. Quindi il turno passa. Ora vediamo di fare la stessa cosa su qualcuno che si avvicina. Però devono arrivare pure loro, Ci arriva, non ci arriva. Però li possiamo immobilizzare per bene. Moglienda quindi. Allora. Lei deve andare qua in mezzo e immobilizzare tutti questi. Non ce l'aveva la mossa. Qual è che ce l'ha? Lei. Vedi? Lei qua lui qua in mezzo e blocca tutti questi qua. Sì. Quindi iniziamo a fare così, aspetta. Spento. Poi potremmo Arriva in campo. spostare lei di qua e far mettere lui qui in modo tale che possiamo lanciarli verso quello più lontano. Sembrano 3 Power Ranger fissati. Non ce li ha. 1, 2, 3. Però se mette Andrea due quadri davanti a lui. Qui. Poi usi lui per fare il trampolino, forse ce la fai. Per questo volevo fare sto cambio con loro. Però aspetta, proviamo pure così. Allora, Tanto. gioco di squadra. Perfetto, non ci costa nulla. Andammo Ci arriva, fallo mettere lontano. qui. No, non fare più di sul mangiabiscone centrale. Questo qua. Sì, vedo mettere più lontano per cui, perché tu sai che lui arriva fino in là, ma non sai gli altri dove arriva. Allora, mettiamo qua così sta in mezzo a tutte e due. È uno, vai, Poi. vai che ci arriviamo. Vai che ci arriviamo, vicino a Bandana, vicino a Bandana. Quindi lo mettiamo qua. Da quest'altro lato. Comunque devi calcolare che lui potrebbe non arrivarci. Magari ci arriva, magari no. No, ma ce la fa per forza. Ehm, Lui copre parecchia area, non vedo- quindi... Non vedi quadrati per terra quando non Allora, stai in a questo scena. punto andiamo qua. Facciamo 1, Due, facciamo 2. partiamo con lei. Ok. La mossa giusta, Poi. già ce l'hai là. Ah, lo solo qui, guarda. Posso colpire lui, visto che facciamo l'attacco in squadra. No. Ok. E ce ne siamo tolti un altro da mezzo. No. Allora, mo qua dovete un attimo vedervela voi. Per esiste. Guarda sto stronzo dove se n'è andato, guarda. Forse ce la fa potrebbe essere un po' di genere. Aspetta, ce l'ho. Ammazza prima il mangiabriciole che è l'ultimo turno. Ce l'ho. No, a parte che ce ne abbiamo altri 2. Sì. Su 4 turni. Ah, ma solo 2 turni, però. Spostiamo un attimo lei qua. Facciamo fare da trampolino per lui che va più centrale. E gli altri si avvicinano tutti. Dove vedi i turni, scusa? No, il nostro turno dobbiamo fare un'azione per tutti Dove quanti. vedi il numero totale di turni che abbiamo passato? Deboli in 3-4 turni. Noi abbiamo fatto 3 turni. Sì, perciò 3 è di un turno 4. per ammazzare la persona. E quello sto dicendo. Ah, no, ho detto che ci sono 2 turni. C'è la registrazione. Io sto dicendo di fare così, così. Così. Questo dama. Ok. Così. Uno. 2 e 3. Mamma mia, mostruoso. Mo dovremmo riuscire solo un attimo a gestircela. Fino alla fine. Tanto abbiamo comunque le abilità degli altri. No, lei fa una brutta fine.
Non è detto, non è detto. Ah, lui fa una brutta finta. C'è il curatore, c'è il curatore. C'è il curatore. C'è il curatore. Vediamo. Allora, prima di Fallo tutto, fuggire però il giallo. Dovresti curare il nero e far fuggire proprio il giallo, perché il giallo può Pokémon bastante. veloce un attimo a parare la palla. Allora, blu, vieni qua. Potevi farlo. Ah, sì. Vabbè, tu vuoi Ok, ma avevo equipaggiata no. no, che ho tenuto i soldi per l'altro. Allora, Ma vedi visto tu potresti andare qui e far fuori lui. Poi tu te ne vedi qua. Realista, Sì, questo è fortissimo. Mamma mia, no. Finita per Andrea. aspetta, può darsi che non lo cagano. Madonna. Ok. Ok. Ui. Ma vaffanculo. Va bene, va bene, va bene. 50 euro. Allora, siamo a toglierne uno da mezzo e facciamo Non ce l'ha più. vabbè, togliamo uno qua, solo andammo. Ok, aspetta, no, sì, sì, vabbè, però comunque noi il minimo l'abbiamo raggiunto, quindi noi l'importante è che raggiungiamo 5, meno 100 quell'obiettivo là. ci cambia la vita. Allora, Non ci cambia la vita. ok, vediamo qua, vabbè, a questo punto La vendetta. super spadone non muore. Bravo. Ok, a posto. Guardate che fatto di questi. Si alza, stanno andando. Sì, È giusto che ci sia un po' di suspense per esserci in bonus per la fa. allora continua nella prossima puntata. No, torna a fine a terra, comunque. Ok, quindi adesso siamo in 4. Che chi c'era doveva andare dal dentista. E ma la prossima partita, quanto? Penso di sì. Vediamo. Allora, quando apparve all'improvviso, Ah, dicono- eccolo qua. Cazzo, ma che Ma che cazzo è? Tartaruga ninja? 5 ma 6 contro 4. Improvvisamente qualcuno si unì al gruppo usando l'effetto teletrasporto. E chi cazzo è mo questo? Merda. Chi cazzo sei? Walker Texas Ranger. Il mio nome è Thomas Dell, sono Galax Silver, il sesto ranger dei Galaxy Rangers. Siamo responsabili del mantenimento della pace in tutta la galassia. E questo mostro intergalattico è una minaccia per tutti noi. Va bene. Ma questo è off spin, è off spin. La cosa che sta succedendo. Per che dico? Questa cosa è off spin. Va bene. Cioè sta succedendo davvero. Non fa più parte del... Esatto. Ok, episodio crossover, va bene. Va benissimo. Sconfiggi tutti i servitori prima di sconfiggere il mostruoso boss. Colpisci il boss ad ogni turno. Allora, quindi noi adesso almeno una volta al turno dobbiamo almeno colpire il boss, ma dobbiamo sconfiggere prima gli altri. Allora, capa de cazzo, guscio debole, 300 c'ha. Debole. Pensa quello che... Allora, tu che abilità c'hai? C'hai solo la spada, va. però 150. Va bene, va. Allora, Lo piglia quello, vado a fare. Non si muove.
lo fai saltare lui. Poi lo salta col giallo, per tanto quello che poca vita il giallo, deve da dire Allora, iniziamo a fare così. centrale questo. Non puoi venire giallo da mezzo, c'è poca vita. Dobbiamo colpire lui. Ma lo fai ammazzare a questo. Dobbiamo colpire lui. Prendi la pistola. Non c'è, se n'è andato, è dal dentista. È dal dentista. Aspetta, però, aspetta, posso fare così. Aspetta. Aspetta. È folle. Buona pensata. Aspetta. Non penso funzioni più bene. Fai ancora muoverti, fuggi. Posso mangiarmi la tastiera? Perché già lui mangia Perché? la tastiera? Che è successo? Già lo ha. Allora. Il problema è che dovevo almeno attaccare lui. Allora, a questo punto devo fare per forza così. Ma tu. Voilà. Ok, almeno prendiamo un pochettino di punti. E almeno così possiamo fare l'attacco combo e lui se ne va. Tutti Golbat. Punti Golbat sempre. Quindi devi allontanare leggermente. Allora, se arriviamo qua ce la facciamo. Bisogna ricordarti, Che cosa? bisogna ricordarti, non questi, appunto. Sì, Fabio, devi stare tranquillo, lo sto seguendo, non ti preoccupare. No, nel senso. Io ancora la devo provare, la Hai demo. tirato il baby, perciò. Cosa? Hai tirato il baby, per dire. Vabbè, Allora, imbecille. lui almeno è stato colpito. Conviene far fuori lui. Che per quello che più rompi i coglioni. Allora. Però siamo di nuovo nella situazione che lui comunque va colpito almeno una volta. Quindi. 100 di vita. Lo so, lo so. Spada, lo spada. Allora. Devo fare per forza così. A te ti lascio qua così. Ok, tu che sei il tank. Inizia a far male a lui. Poi tu giallo. Anzi, aspetta, guarda che facciamo. Brava, brava. Troppo. Lascia sta questo, meglio che ce lo togliamo dei coglioni. Oh, perché? Ok, almeno così stiamo tranquilli. Tanto non c'è un limite di turni per finire il fight, quindi l'importante è che facciamo le cose che ci chiedono. Sì, alla fine morire non è così. No, ma non è detto che moriamo. No, non morire. Perdere il personaggio non è punitissimo. Allora. Ti metto a te qua in gioco di squadra. Tu salti qua. Tu salti qua invece. Fate 1 e 2 qui. E ci siamo tolti lui dai Colions. Quindi c'è il boss. Non c'è così. Qui c'è il No, invece sì. Anche perché a questo punto io posso sì. fare un salto acrobatico qui, spada, e facciamo così. Va bene, Aglia, Suka, e anche passato a miglior vita. Allora a questo punto gioco di squadra.
Facciamo uno. Pezzi me. Allora, però aspetta. Non c'ho neanche il lasol. Aspetta. Facciamo così qua. Iniziamo ad attaccare lui che ci fa stare un attimo tranquilli. Possiamo spostare lei, ma più di questo non arriva. Ma a questo punto diamo un po' di energia a lui. No, ma in questi giorni una prova gliela faccio alla demo. A questo punto, visto che c'è solo Jens, ok, merci. Si è fatto più piccolo. No. Sembrava si fosse rimpicciolito. Forse un po' durante la corsa. Allora, inizia a prendere la botta tu, Sta morendo. poi Spadalo. dimentico sempre di sta Sì, cosa. la meccanica un po' a questo punto, fammi fare l'attacco con la spadella. Ok. Perché questo? Allora, iniziamo ad avvicinarci piano piano e con tranquillità. Fa la mossa finale, con Galaxy in mezzo. E non c'ha il tempo. Galaxy addirittura riesce. Lo sciolta. Fai la mossa finale, lo spunta. Suca, devi morire, basta. Spunta, dopo. Ok, mo siamo sicuri che muore. Vieni qua. Ma come scappa, guarda. È una pistola. Allora. Aspetta un attimo tu. Arriva, c'è qui. Tirano tutti. No, che pezzo di merda. Però mi fa guarda. No, mi ha forza colpita. Ah, potevo fare l'opposto, me lo potevo tirare a noi. Funziona col bot. Sì. Ah, guarda. Aspetta. Mi ha forza colpita. No. Questo non vale come quello. Questo non vale come quello. Aspetta, io intanto lo immobilizzo. C'ho gli altri e gli posso dare un'altra piccola botta. È tutto calcolato, tranquillo. Tutto calcolato. Facevo un counter abbazza. Inizia a mettere in gioco di squadra. Non è che gli parte il colpo. Cos'è stato questo? Quando fai il gioco di squadra comunque recuperi un po' di energia e quant'altro. Quanto l'ultimo l'ha fatto Ok, alla fine ce la facevamo. Però comunque c'ha dei piccoli malus. Allora, Non c'ha tirato la pezzo di merda. vabbè, però ammazza perché non per più stallare. Non per più stallare. Iniziamo a fare così. Un calcetto. Ok. Ha calcolato, no? Ha sparato via apposta. È esploso letteralmente, va benissimo. No, non c'è bisogno. C'è bisogno, vai tranquillo. Ma tornerai? La Star Road Surfer. Va bene. Va bene. Grazie mille. Allora, abbiamo preso un bel po' di cose. Quanto abbiamo fatto? Il bibito, Sì, è che parti con i costi degli oggetti che hai attivo, il microfono, telecamere, eccetera. Abbiamo fatto $595. Allora, c'è una lettera. Richiesta urgente. E perché non rispondi alle mie telefonate e ai miei message? Guarda, ho davvero bisogno che tu venga qui a riparare il mio PC, veramente. Che mi dici, stai ancora lavorando a quello spettacolo alla Dangerous Dragons? Che fai? Riparerà il tuo computer o la serie impegnerà Kaishira per sempre? Sì, vabbè. Però comunque si riesce a capire il tutto.
Vai ad aiutarlo. Dire. No, mi sono perso. Mettiamo riparerà. Sì, vai ad aiutarlo, va. Ho scelto. Nuovo oggetto il cercatore. Che bello rivederti ancora, proprio come ai vecchi tempi, eh? Spero ti sia piaciuto. Parlando di vecchi tempi, ho provato quella pistola giocattolo che usavamo per schizzare acqua agli altri bambini. Forse puoi usarla per il tuo show di Guerre Stellari. Ciao. Non è uno show di Guerre Stellari, Vabbè, lascialo stare. però va bene. Allora, Genuino. possiamo anche fare una spada d'argilla. Attenzione. Vorrei vedere le statistiche, ma questo Ma allora, sarà craftato, sarà 26 danno, 50 costo di recupero. deve essere. Oh. No, la spada. 22. La spada, no? La pistola. Sì, noi là possiamo fare solo la pistola. Ah, ok. Anche la spada. 50 e 22, è più forte l'altro. Quindi a questo punto... E la pistiola Vedi, Andrea che non si muove troppo. A è fatta da lontano. Ogni tanto quando ci arriva. E quindi abbiamo un'altra spada da dare a qualcun Guarda altro. che costa la spada. Allora, Ah, ci servirebbe un pochettino di plastilina. io me la costa. Un bel po'. Allora, lo studio. Non devi andare. Troppo. Audience ottenuto con combattimenti e abilità. Ma Costa però. fatto. Fatto. Costa. Sì, 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 almeno abbiamo il microfono. Ma la base tu. Ce la facciamo. Al negozio non c'era altro. No. Quindi qua si stanno accoppiando nel frattempo. Ecco. Allora, Lo faccio. Con- terminiamo con lui a questo punto. Andiamo di fare l'ultima, visto che questo è solo su uno stage. Salve. Sì, sì, è lui. Il pirato. Vabbè, arrivederci. Ok, siamo andati al parco. Sì. Veramente arrivo. Una cittadina americana, così. Allora, pochi istanti dopo. Eccolo. Niente. È una vita vera. Sono l'uomo barile e vi rotolerò addosso contro. Oh no. Sono piccioni, scoiattoli e un altro piccione. E un altro scoiattolo. Lui stava in bagno però. Allora, Ma l'ho trovato sopra, va. sconfiggi il mostruoso boss con la mossa finale, attacca il mostruoso boss con lead 3 volte. Che Il lead, noi. Ah, il leader, ok. Vandammo. Van Damme, sì. Van Damme deve attaccare 3 volte. E ci sucatizziamo subito. subito fare un bel paio di stivalotti per il movimento a Van Damme. Prima possibile. Sì. Anche se no, neanche Allora, neanche con la sopravvissuzione. No. quindi possiamo comunque avvicinarci piano piano. L'importante è che lui lo attacchiamo con Van Damme 3 volte. Vabbè, E che lui lo sconfiggiamo con la mossa finale. mazza Ok, gli altri. allora. Ok, ragazzi. Stiamo a fare 1. Ah, Sei un pezzo di sgrondel. che pezzo di grande tesoro. Vabbè. Ok. Possiamo andare solo un pochino avanti. Anzi, vediamo se si avvicinano loro. Quando lei finisce il turno con il gioco di squadra,
Fa questo effetto curativo a tutti quelli che hanno fatto il gioco di squadra. non so. No, forse secondo me chi finisce il turno col gioco di squadra si Dai, prende... No, tutti in generale si No, prendono un po' di fammi bonus. fammi vedere. Allora, lui rotola e rompe i coglioni, vabbè. Inutile. Allora, se io ti metto qui e ti metto così, per poi fare così... Ah, cazzo, non salti, farà brutto. Però faccio così. Posso fare così. E poi fare attacco lui. Oh, wow. Posso fare con l'energia, stanno tutti quasi bene tranne lei. Può curarsi da sola. Sì, penso di sì. No, aspetta, più che altro devo fare questo. Dai. Su, Ok. Allora, voi due che sparate dovete un attimo togliervi dai coglioni, eh. miss. Rotolamento. Oh, yeah. Hai rotto il cazzo. Allora. Innanzitutto tu curati. Poi se tu ti metti qui e fai così. E tu fai così. Facciamo uno. Pezzi in me. E fai attacca di gol. Ok. Dai. Rotolamento. Ma se ne prende sul puttana da sorta. Ma che bello. Allora. Cazzo la gallina. Viene fare così. Non penso di fare 125, 146. Push fondi. Ah, A posto. bello. Allora. Ci conviene fare per tutti. No, parole. Vabbè, non conveniva però per sicurezza. Ok, allora. Rosso verde. Tu inizi a fare così. Pezzetti di merda. Speriamo che vira il rosso. Fallo fuggire. Non mettervi di mirare. Mi conviene fare lei con gioco di squadra e Van Damme che attacca così, attacca una volta. Ok. Poi Ah, qui. il problema è che deve stare... No, di qua non può passare perché comunque... Oddio. So che lui se ne fotte. Guarda, vedrà mo per prenderti a lui o si mette là o si mette là. Non può mettere così. Prima spostarsi, non so se può spostarsi. Di qua no. Senti, io la lascio qua. Affidiamoci alla provvidenza. Ok. E allora, più che altro devo rifare... Devo fare così. Applicando un metodo. Facciamo così e ci iniziamo a mettere un pochino più vicini. Tu... Ok, 2 turni tu. Tu però a questo punto puoi fare così.
Tu non ti muovere da qua, recupera. non puoi. Il blu mi fa una brutta fine. Hai messo due linee rette. No, ok, aspetta, però aspetta. Ovviamente funziona. Tanto pure io si vuole andare, non Sì. sono caduto. Dopo che è scappato. Ma in verità guarda, basta che lo metti in modo. Questo è un problema. Sì, questo è un problema. Cos'è il dato? Aspetta, no, in realtà no. Cos'è il dato? Aspetta, lui qua ci arriva. Lui qua ci arriva, aspetta, no, che lazzo. Lazzo nil. Là sono in gramma. La crema. Una volta. Attenzione perché ti rispetta un grande attacco. Un fantastico Fantastico quartetto. palletto. Aia. Fantastico quartetto. Paride spinoso. Pezzo di merda. Che turno da Pezzettino di storcol. E sei rimasto con lo 0,1% con Rosa, incredibile. Per curare. Porca... No, perché chi curava non c'è più. Come? Devo vedere almeno di... Cura. Ah sì, è vero, aspetta, mi sto un attimo confondendo. Cura di da solo. Puoi curare quello che Non al Ne momento. vorresti, in effetti. vabbè, forse lo do. Allora, aspetta. Stiamo un attimo ad addolcire lui. No, sta bene con il muro, perché non può prendersi. Deve anche mettersi in posizione in cui non può prendere. Ok, almeno abbiamo completato un obiettivo. È andata in Polonia. Vai. Benissimo. Lo fa. Ma Avanti. avanza. Cioè, non muore. Andato. Tu muori tu però. Quando lei finisce. No, il red. Sì, Ah, ti ha tolto un cazzo, pensavo di più. aspetta. Allora, fai così. Ma tu Ken? Ok, almeno ne abbiamo fatto uno. No, questa finale a quel punto non era più applicabile. Vabbè. Allora, un po' di cotone, un po' di pelle, che male non ci fa. Abbiamo preso comunque una cosina di soldi. 5,95. Allora, abbiamo 3 messaggi. Un vecchio amico. Come state, vecchi amici miei? Sappiamo tutti che sono l'unico motivo per cui il vostro nuovo spettacolo ha successo. So che i nostri ultimi giorni non sono stati così belli perché avevamo delle divergenze sulle idee che poi mi avete rubato. Andiamo subito al punto. Avete alcune opzioni qui. 1. Ci vediamo in tribunale. O 2. Mi pagherete i diritti per le mie idee. O 3. Sarò il vostro nuovo regista. Spero capiate la situazione e andrà tutto bene. Ci vediamo in tribunale. Questo è il regista con cui lavoravamo prima, quindi dobbiamo scegliere un attimino cosa fare. Ci vediamo in tribunale? Ci vediamo in tribunale. Ti consiglierei diversamente, ma il peggior vizio è il consiglio. Buona fortuna a tutti voi, gli avvocati sono il ministero del diavolo. Vabbè. Marketing. Saluti, mi chiamo Ronaldo Sampaio, è il manager della Mad Folks. Abbiamo adorato i tuoi primi episodi e siamo disposti a lavorare per te. Ti garantiamo un aumento del 15% dell'audience su ogni episodio e la nostra agenzia funziona così. Ci paghi un costo settimanale fisso e noi lavoriamo sulla conversione dell'audience dei tuoi episodi in fan entrate. Quindi si occupano un pochettino. Gratis la prima settimana. E poi quando va? C'è una settimana di prova, non so poi come funziona se me lo vuoi fare più però. Allora, sì, vai, vai attiva, vai. Vai. Devo capire. Vi divertite? Ok, lo zio sta dicendo tutto bene? Vabbè, ciao. Ok, allora, a questo punto, marketing. Personalizza la tua campagna di marketing con saggezza e ottieni più fan per ogni episodio. Allora, noi adesso abbiamo l'agenzia. Devo cambiare agenzia.
Bravo, bravo. Allora, Subito le opzioni. ci sono il queste boss 3 qua. finale della demo, giallo. Grande. Ok, allora abbiamo altro da mettere in lista, fortunatamente. Vendita portachiavi, pausa commerciale, sponsor locale. Più $150 per ogni episodio. Se no c'è Social Dave. Scusa, poi Dove? scusa in serio. No, sulla centrale. No, no, sulla Aspetta, ecco qua. l'avevi fatto? No. Torna in pagina. Cambia agenzia. Qui stai guardando. Cambia agenzia. Fabio, già eravamo qua. Questo c'è $150. No, Quello là in mezzo, dicevo. Quello là che stavo dicendo io 2 secondi fa. pensavo- $50 per 200 fan. Utilizza la potenza di 200 fan. Non lo so. No. Un amico di tuo Ma padre. tutti gli episodi. Per ogni episodio che facciamo. Si prendono anche $40 a fan. Quindi non te ne danno, alla fine sarà. Qua se ne prendono 50. Allora, proviamo un turno a fare con quella che c'è, vediamo che cosa ci comporta. Anche perché comunque dietro c'erano delle altre abilità che comunque dobbiamo attivare. Noi abbiamo potenza di fan e questo è il numero che noi possiamo utilizzare. In base al numero che ci richiede sotto possiamo usare queste altre abilità prima di girare un episodio. Quindi possiamo dire per il prossimo episodio che abbiamo, attiviamo questo con 120. Prossima puntata prendiamo più 80. Ok. Ho capito. E possiamo mettere 160, 1 e 2. Ok. Ah, ok, poi funziona, perfetto. Così ce li abbiamo tutti per il prossimo episodio. Passive, devi spendere i punti. Esatto. per- Allora, io per salvare mi sembra che si salvi in automatico. No, salviamo noi da qui. Allora, aspetta. Pericolato. No, non si è aggiunto ancora niente. No, dobbiamo metterci qualcosa. Fanno Si potrebbe fare l'abito fatto in casa. gli stivali. Più una proprietà casuale, più 12 salute. No, più che altro farei questa. Allora, posso... Ah no, poi riportiamo le cose. 120. Non recupero. Però aumenta di poco. Però sono due. Aumenta la risposta. Quindi uno che ha la risposta già alta. 35. 35. 35. Lei. Va bene. Sì. Allora, Dai, fatto da vedere. salviamo qui. So che comunque facciamo una cosa un pochino più tranquilla stasera. Così dopo facciamo anche altro. Prima di staccare la serata, hanno rilasciato prima un video del Poppy, un video gameplay addirittura. Quindi datemi giusto 2 secondi. Ci vediamo un attimo un'anteprima di quello che ci aspetterà settimana prossima, giovedì. Davvero. Bravo. Allora, un attimo soltanto. È andato a finire. Ok. Allora. È l'uomo plastilina. È lui. Quanto... Down here, it's not like anything you've seen above. It's hell. Ah, è ancora peggio. Sì, sì, beh, bello. Sì, sì, sì. Sì. Playtime wanted it to be. Now what's this? They call him the Doctor. He works with the prototype, commands everything down here. Hunting us, starving us. There are no places you can hide. Cazzo, è grosso quello. Comunque tutte le Ho ore. cambiato totalmente stile. I've got something special and more. I need to make this right. Oh no. Oh no, no, di nuovo questi, no, patò. Questi mo sono il modello nuovo. Sì.
Ma che cazzo sei tu? Follow me. Ma sei buono? Ma un amico. Chissà. Sembrerebbe un amico. Mm, Forse un amico. Aiuto dall'inizio alla fine, poi si Magari scuole. vincula. Capitolo 4. Safe Haven. Sì, Haven. Haven. Ah, Haven. 30 gennaio. Giovedì prossimo. Quindi giovedì sera, settimana prossima. 99,99,9% c'è lui. Persona si presenta ogni tanto e tornerà domani sera. Ragazzi, buonanotte a tutti. Noi ci riposiamo un pochino oggi. Quello è Poppy Playtime. Il titolo che stiamo portando già da un po'. Esce il nuovo capitolo dopo circa 5-6 mesi dall'ultimo. Non mi ricordo una cosa. Comunque l'abbiamo fatto quando sono tornato dall'estate, quindi era settembre. E esce il nuovo capitolo settimana prossima, quindi noi giovedì prossimo lo porteremo. E sembra molto più cupo e horror dei precedenti, quindi sta cosa a noi ci piace. Ho visto, Di stile. visto brutte bestie dentro, non... Beh, bello. No, allora, un bel titolo. Un paio di sere fa abbiamo pure un attimino rivisto un video dove comunque guardavamo tutta la lore della storia. Quindi comunque puoi andartelo a recuperare, c'è su internet, ci sono video che fanno comunque riassunti della storia dei primi 3 capitoli, quindi giovedì se ti interessa e ti va, passa un attimino perché stanno aumentando sempre più di qualità come sia contenuti che come durata, quindi durano un bel po' come titoli e sono belli pieni, quindi giovedì prossimo secondo me ci sarà una bella caghetta, soprattutto per gli ultimi mostriciattoli che hanno aggiunto. Allora, ragazzi belli, noi ci vediamo domani sera, vediamo un pochettino quando riusciamo ad iniziare la live. Nel frattempo, buonanotte a tutti, a domani. Buonanotte.